Al fine di incentivare la ripresa turistica nazionale ed internazionale dopo il fermo avvenuto per diversi mesi dovuto al Covid-19, è stata presentata ieri presso i locali della Confcommercio di Agrigento l'iniziativa Vola a Palermo, prenota 4 notti, di cui una è gratis. La promozione serve per sviluppare e incrementare il turismo sul territorio palermitano. È stata ideata da Federalberghi Palermo in collaborazione con la GESAP, la società di gestione dell'aeroporto Falcone Borsellino, e si estende anche ad Agrigento grazie a Federalberghi della provincia, rappresentata dal presidente Francesco Picarella. Presenti ieri all'iniziativa l'amministratore delegato di GESAP Giovanni Scalia e il presidente di Federalberghi Palermo Nicola Farruggio. Un'iniziativa fatta da GESAP in collaborazione con Federalberghi Palermo, e oggi naturalmente, siccome è un accordo di reti territoriali, lo presentano ad Agrigento perché anche le strutture turistiche di Agrigento che vogliono aderire all'iniziativa saranno inseriti ben volentieri in questa importante promozione. Una promozione che è naturalmente nata dalla collaborazione appunto di Federalberghi Palermo, i nostri colleghi palermitani, insieme all'aeroporto di Palermo, che mette nelle condizioni per chi vuole arrivare in Sicilia e arriva con appunto l'aereo a terra a Palermo, ha la possibilità col biglietto aereo di collegarsi in una pagina dedicata e quindi poter fare la prenotazione e quindi stare nelle nostre strutture beneficiando appunto di questa notte gratis. I B&B sono inclusi? Assolutamente sì, sono inclusi, nonostante il Federalberghi farà da filtro per questa iniziativa, ma è disponibile questa iniziativa per tutte le strutture turistiche di Agrigento, naturalmente, che sono in forma imprenditoriale, quindi che hanno la possibilità e che hanno il codice REA della Camera di Commercio e che siano munite naturalmente di quella che è la classificazione della provincia regionale. L'offerta è vincolata solo a chi viene tramite l'aeroporto di Palermo o anche un turista che viene anche via terra, col pullman, in un altro modo? No, questa è un'iniziativa che naturalmente si inserisce in un accordo che è stato fatto proprio con GESAP, e naturalmente le strutture aderenti si sono impegnate a renderla utile naturalmente soltanto per questo canale. Sì, è un'iniziativa che tende a stimolare la domanda. In un momento di ripartenza post-Covid abbiamo voluto insieme all'aeroporto condividere un percorso nel quale gli albergatori di Federalberghi hanno voluto mettere qualcosa di proprio, ovvero una notte gratis a tutti coloro che, arrivando sull'aeroporto di Palermo, attraverso il loro ticket di viaggio, il biglietto aereo, potranno godere di un'offerta di una notte gratis su un minimo di 4 pernottamenti. L'iniziativa può essere prenotata direttamente attraverso questa offerta, attraverso la landing page dell'aeroporto di Palermo, quindi sul sito dell'aeroporto di Palermo, sia dal cliente individuale ma soprattutto anche dal canale delle travel agency, delle agenzie di viaggio, dei tour operator. L'iniziativa si completa anche attraverso un'offerta che anche le associazioni delle guide turistiche hanno voluto inserire come a livello promozionale, quindi con dei welcome meeting che accoglieranno i turisti in arrivo, che saranno stati prenotati o dalle agenzie di viaggio o attraverso i canali diretti tramite gli alberghi, e quindi si completa anche con quei servizi collaterali per creare una sinergia con la filiera del turismo, e credo che oggi questo sia un vero passo in avanti rispetto a un ragionamento di sistema che grazie a questa offerta si sta riunendo intorno a un tavolo. È una grande prova di collaborazione fra istituzioni. Federalberghi Palermo ci ha proposto questa iniziativa che insieme alla città metropolitana di Palermo abbiamo sposato, un'iniziativa che tende a offrire dei benefici ai turisti che arrivano a Palermo, e quindi ci è sembrato giusto mettere al servizio di questa iniziativa tutta la nostra rete di contatti, il nostro sito, le compagnie aeree, gli altri aeroporti, insomma tutte le cooperazioni che abbiamo. Ovviamente è un'iniziativa aperta e quindi l'abbiamo estesa al territorio e a tutte le strutture. Agrigento con grande entusiasmo sta anch'essa partecipando, un'iniziativa che già è attiva da una decina di giorni e che comunque sta portando un interessante volume. È un momento ovviamente di ripartenza e di difficoltà, perché diciamo, tutto quello che è successo recentemente fa sì che la mobilità sia parzialmente ridotta, però è importante che noi spingiamo la nostra destinazione turistica dando dei benefici ai turisti in modo tale che la scelgano sempre di più. Da questo punto di vista i segnali sono confortanti, perché stiamo ripartendo con 70 rotte, quindi di cui oltre 50 internazionali, una connettività importante, e quindi continuiamo a lavorare per rendere sempre più attrattiva la nostra Sicilia.